Allora, buon pomeriggio e benvenuti a un altro appuntamento con Trieste in diretta. Nella seconda parte incontreremo di nuovo Ariella Ciuc e Roberto San Germano per parlare dell'Associazione Lunga Vita Attiva. Nella prima parte siamo in compagnia invece della dottoressa Fulvia Adarossi, veterinaria, insomma, nostra amica, presidente, com'è? Sempre presidente dell'Ordine dei Medici Veterinari. Dei medici veterinari di Trieste, no? Non della regione. No, Ok. non c'è una federazione regionale, siamo ancora ordini provinciali. Ho capito. Per cui ci sono i 4 ordini: Gorizia, Udine, Trieste e Pordenone. Quanti sono i veterinari a Trieste? Attualmente siamo una novantina, tra quelli iscritti, quelli che sono pensionati, quelli che sono iscritti e fanno un'altra professione, che ne abbiamo un paio. E gli ordini provinciali prediligono il fatto di tenere quali iscritti solo quelli che esercitano nel territorio, anche se l'iscrizione a un ordine provinciale potrebbe essere fatta in base alla residenza. D'altronde, per cui sono residente a Trieste, lavoro a Milano, mantengo. E interesse dell'iscritto e lungimiranza pensare al fatto che se vai a lavorare una settimana a Milano ovviamente non succede niente, ma se lavori a Milano per un anno, perché hai fatto un corso, magari partecipare alla vita ordinistica e conoscere la realtà di Milano, che chiaramente è completamente diversa da quella di Trieste, e poter frequentare i corsi di aggiornamento che sono riservati normalmente agli iscritti è cosa ampiamente utile, per cui noi tendiamo a iscrivere soltanto quelli che risiedono e esercitano in provincia di Trieste. Ed è un numero, diciamo così, congruo? Abbiamo avuto una coppia di colleghi che sono andati in pensione proprio a dicembre dell'anno scorso e gli facciamo auguri di buona pensione, nel senso che sono marito e moglie, e che lasceranno un po' scoperto sicuramente, ma siamo in grado come realtà ordinistica di supportare. Ci sono tante strutture e quindi sicuramente troveranno qualcun altro che non sarà mai come il proprio veterinario, è un po' come il pediatra, è molto più del medico di base, è proprio il pediatra. E quindi troveranno sicuramente. Tra l'altro uno studio veterinario, no? Allora, diciamo, senza, non è immagino così semplice da approntare, no? Perché vabbè, lo studio di un medico, adesso per l'amor di Dio, se qualcuno dei medici, magari se la mia dottoressa ci segue, chissà cosa avrà da dire, però insomma, lo studio del medico, quelle sono le strutture di cui ha bisogno il medico di famiglia. Lo studio di un veterinario deve essere è molto più complicato, immagino. Complicato perché deve assolvere, a seconda della tipologia di struttura, anche a quello che in umana viene poi invece svolto dai laboratori d'analisi, dall'ospedale, dagli istituti radiologici, mentre noi sotto lo stesso tetto dobbiamo mettere un po' tutto. A quel punto esistono delle linee guida che possono essere nazionali e recepimenti regionali che dicono che una struttura che sarà autorizzata ad ambulatorio deve avere questo requisito, clinica deve avere questo requisito, ospedale o istituto di casa di cura veterinaria un'altra. A Trieste abbiamo solo ambulatori e cliniche, non c'è un istituto o una clinica e ce n'è direi più che a sufficienza. Una cosa che va sempre valutata nel momento in cui si sceglie il veterinario e sicuramente la facilità di potersi recare dal veterinario, perché proprio perché sono come dei bambini, avere una buona collaborazione, non collaborazione, ma una buona conoscenza e disponibilità per poter fare una telefonata e chiedere così è tanto utile. Bisogna anche approntare le necessità eventualmente notturne, nel senso non farsi trovare impreparati. Da presidente dell'ordine e da titolare della mia struttura, noi dal 1° di gennaio abbiamo comunicato che come struttura, quella di Via Dalviano, la reperibilità la finiamo a mezzanotte. Questo perché organizzare una reperibilità H24 è un impegno veramente tanto gravoso. Le persone non immaginano quanto lavoro ci sia dietro e purtroppo vedono solo la fase finale, che è quella del pagamento di una parcella, che di notte chiaramente è maggiorata.
A questo punto, per tante vicissitudini, si è deciso di fare in un'altra maniera, che appunto è quella di limitare. Ci sono delle strutture che invece più coraggiosamente continuano a resistere anche da mezzanotte alle 8, e tutte quante le strutture comunque hanno sul proprio sito o sulla segreteria telefonica il numero dove si può trovare il contatto del cellulare. Non escludo, ritorno a prendere i panni del Presidente dell'Ordine, che nei prossimi mesi sia possibile riorganizzare quella che una volta era la Guardia Medica Provinciale della provincia di Trieste, dove in tempi di scarsa tecnologia c'era una cassettina con dentro un Nokia 60, quelle saponettine che uno le poteva cascare, si smontavano ma non si rompevano mai, no? Per cui li rimettevi insieme, la tastiera con la batteria, e poi ce lo passavamo materialmente questo numero di telefono, in modo che quello che, ripeto, è un grosso carico di impegno, di lavoro per una sola struttura possa essere distribuito su diverse strutture. Quindi per chi ci rimane male, per chi è infelice, bisogna avere pazienza, tutti quanti si impegnano, però fare il veterinario è la professione più bella del mondo, ma nel 2023-2024, ecco, diciamo, gli impegni, i carichi, i pesi amministrativi, i carichi di quella che è la burocrazia anche sono per tali per noi che parlavamo di requisiti strutturali. Chiaramente i requisiti strutturali sono anche quelli che bisogna mantenere un decoro igienico, bisogna mantenere la fornitura di farmaci, le scorte dei farmaci vanno detenute in una certa maniera, gli ordini vanno fatti in un'altra maniera. A Trieste non ci sono grossisti, per cui tutti i farmaci che noi riceviamo dal Friuli di solito, se non addirittura da fornitori che sono più lontani, sono a livello nazionale. E quindi sì. Tra l'altro mi tolga questa curiosità, ci sono, immagino, dei padroni che sono ipocondriaci, no? Che si preoccupano tanto, dai, insomma, si può parlare di sono dei proprietari che si preoccupano tanto. Torniamo al discorso, è come il pediatra, per cui ogni veterinario conosce i propri polli, no? E quindi è in grado anche di rassicurarli. Si crea veramente un rapporto, tante volte anche di amicizia, perché l'animale sappiamo è un canale comunicativo, per cui nel momento in cui ti porto il mio animale, poi alle volte mi lascio andare anche a confessioni o a sfoghi per quello che invece sono elementi della mia vita personale che nulla attengono con la dermatite del cane. Certo è che loro assorbono moltissimo dei nostri nervosismi, delle nostre frustrazioni, per cui se io sono particolarmente mal disposta nei confronti dell'universo mondo e non ho voglia di uscire, magari non ho voglia, lo porterò fuori di meno, magari anche nell'andare a cercargli il mangime, non sarò così paziente da andare in quel negozio che era un po' più distante, però aveva quella marca di crocchette che a lui andava bene. Una dermatite può essere causata anche dallo stress di uscire di meno, dalla mancanza di un antiparassitario e da una crocchetta che non è quella che andava bene, per cui ecco che tante volte sono i proprietari che involontariamente, assolutamente, però causano qualche piccolo malessere. Allora bisogna sempre ricordarsi, bisogna cercare di star bene per tutti e anche per questi piccoli cosi qua. Senta, dottoressa, com'è andata quest'anno con la questione botti, eccetera? Ha avuto un po' meglio, ma c'è stato feedback, purtroppo, sì, che nonostante l'ordinanza i furbetti ci sono sempre e hanno sparato in zone più periferiche. Zone periferiche chiaramente ci sono gli animali che vivono in giardino, per cui se gli animali che vengono tenuti in casa al massimo si spaventano e si infilano sotto un letto e non si fanno del male, sparare nelle zone periferiche dove ci sono giardini o cose del genere può far sì che questi animali, se non sono stati messi in sicurezza, scappino e si facciano del male o causino degli incidenti anche a motorini e a automobili. Ah, certo, sì. Ecco, questo ci porta anche a parlare appunto delle diciamo, infrastrutture, mettiamole così, di sicurezza
proprio per gli animali che vivono, mettiamo, nei giardini, eccetera, perché magari, insomma, a casa è un conto, e fuori però immagino che bisogna anche approntare determinate sì. cose, vuoi perché non scappino e quindi che non te li perdi, vuoi perché non si facciano del male e vuoi perché non facciano del male agli altri, perché magari se li ho lasciati in giardino sono un po' meno socializzati di quelli che porto al guinzaglio tutti i giorni, e se gli passa davanti il maltesino bianco una volta, due volte, tre volte, quattro volte, la 10ª volta riesco a uscire dal cancello e gli faccio la festa. Quindi dei cancelli che devono essere con le sbarre sufficientemente strette per non farli uscire, e delle recinzioni che siano a prova di fuga. La catena, grazie al cielo, oramai non si vedono più i cani alla catena di una volta, che era un obbrobrio. In realtà esiste una norma che prevede l'utilizzo della catena, ma con determinate specifiche di lunghezza e solo per determinate fasce orarie nell'arco della giornata. Tutti gli animali devono essere poi portati a sgambare fuori almeno una volta al giorno. Ma per esempio, queste, adesso non so, faceva parte come posso dire, del nostro immaginario collettivo da bambini per esempio, non so, la cuccia del cane in giardino, con scritto eccetera. Fido, Sì, con scritto Fido. Io non le vedo più, se devo essere sincero, magari vabbè, non è che faccia attenzione sempre a queste cose, però oramai devo dire che gli animali negli ultimi 20 anni, perlomeno da quando io esercito la professione, hanno veramente guadagnato delle posizioni, hanno scalato la gerarchia sociale. Ci saranno sicuramente delle realtà, ma non a Trieste, nelle quali c'è ancora il cane buttato in giardino e lasciato lì. Ci sono dei cani fortunati che hanno delle case con giardino del quale possono usufruire, ma cani che veramente vengano tenuti fuori sono dei cani che poi fuori hanno delle cucce coibentate, per cui magari all'esterno sono ancora come quella di una volta di legno con l'osso disegnato, ma dentro hanno suon di cuscini, trapunte, cose del genere. Freddo quest'anno non ne ha fatto, quindi il problema è che si ghiaccia l'acqua, perché quando fa tanto freddo il problema non è che l'animale sta fuori, perché se sta fuori ed è abituato a star fuori, mette su una pelliccia diversa e si termoregola in maniera costante. Il problema è che magari se sta fuori, se si va sotto zero, non ha l'acqua, nel senso che non ha cosa bere. L'acqua è fondamentale, un animale può non mangiare per qualche giorno, ma non può non bere. E senta, dottoressa, ancora, il fatto che qualcuno dirà, non siete mai, come dire, non va mai ben niente. Il fatto che non abbia fatto freddo, per gli animali, adesso magari immagino che non sia tanto un problema che riguarda i cani, ma che riguarda forse gli animali, quelli che vivono, come si dice, in cattività. Io non ho mai capito se... No, in cattività sono i cani. In cattività, cattività vuol dire prendere un animale che vive fuori e portarlo... ecco, no, allora quelli che vivono liberi, insomma, diciamo così. Non credo che sia del tutto positivo. Non è positivo, anche perché una cosa che fa il freddo, per esempio, è quello di uccidere le zecche, per cui non fa freddo quest'anno. Se non farà freddo noi ci troveremo a primavera con una fioritura di germogli e una quantità di zecche, per cui se qualche volta si può dire sospenda l'antiparassitario nei mesi più freddi, quest'anno sicuramente non si sospende niente, perché portarsi a casa le pulci vuol dire che magari il cane addosso ne aveva uno o due, dopodiché quella pulce però trova un bel tappeto, un bel divano caldo e ti infesta la casa, e poi per pulire la casa tutto si fa, ma è meno comodo. In natura c'è tutto un progetto, no, dietro, per cui anche il freddo ha un suo senso. E però mi diceva anche che la mancata alternanza, mettiamola così, caldo-freddo, il fatto che non ci siano più le stagioni di una volta, lì provoca anche dei problemi, per esempio per quegli animali che vanno in letargo. Sì, nel senso che il letargo scatta proprio per una questione di fotoperiodo e di temperatura. Per cui se il fotoperiodo non riusciamo a modificarlo, nella misura in cui il sole ancora non siamo riusciti a cancellarlo, e quindi quello va,
Se non fa abbastanza freddo, ci sono animali che non vanno in letargo, in realtà ha fatto sufficientemente freddo perché vadano in letargo, per cui poi alle nostre altitudini e latitudini non abbiamo tanti animali, ci sono le tartarughe, quelle che vivono nei giardini o che vivono libere, che vanno in letargo, c'è qualche animale del bosco che va in letargo, ma non cose folli. Però per i parassiti, io ho citato le zecche, ma insomma ce ne sono anche altri che vivono nel terreno e che poi dopo, quando andiamo a fare le nostre meravigliose passeggiate in carso tiriamo su, quello è un problema. E per quanto riguarda, diciamo così, anche l'approvvigionamento di fieno o di altro, anche lì immagino che ci sia un problema. Lì ha influito il fatto che non ha piovuto quest'estate e quindi effettivamente c'è scarsità di fieno raccolto o di erba nei pascoli. E in montagna, non da noi abbiamo caprioli in Carso, e ne abbiamo abbastanza, ma non così tanti, perché i cinghiali non vanno a mangiare, cioè non sono degli erbivori, e quindi per i caprioli ne rimane a sufficienza. Se ci spostiamo in Alta Carnia, per cui Tarvisio per esempio, dove la popolazione dei cervi è decisamente molto numerosa, abbiamo dei problemi di reperimento del cibo, e quindi hanno dovuto cominciare a pensare di mettere qualche balla di fieno, ma non ce n'è, nel senso che poi, essendo un qualche cosa legato alla stagionalità e alla disponibilità estiva, è chiaro che per i selvatici se ne occupa la comunità, ma pensiamo a chi ha un maneggio e che quindi deve acquistare il fieno. Il fieno ha un borsino e dipende anche da quanto ce n'è. Per cui meno ce n'è. Questo abita nei campi. Il problema è che non abbia piovuto, poi va tutto quanto ho parlato di un maneggio, ma pensiamo anche alle capre. E i capre ce n'è. Ecco, uno magari pensa che a Trieste sono le capre. Invece abbiamo diversi allevamenti non proprio piccolissimi di caprette. Sono tutti censiti perché sono animali che, anche se sono uno o due, non possono essere detenuti in maniera anonima e così. E bisogna reperire questo tipo di foraggio perché sono animali che hanno strettamente bisogno di tutto. Allora, parliamo di un'altra. Allora, ci sono delle persone come il sottoscritto che voglio dire amano organizzare le proprie vacanze con un anticipo piuttosto notevole, perché devono prepararsi, eccetera, poi dipende. E adesso, fatte le debite proporzioni, fatte le debite differenze, anche chi ha un animale e che va in vacanza deve prepararsi, immagino, o per trovare una struttura dove... Per prenotare la struttura, oltre che per trovarla, perché non abbiamo degli enormi hotel per cani e gatti, e vuoi perché mentre negli umani si suppone che la convivenza tra bipedi, magari non ci sono simpatici in ascensore, però finisce lì, mentre in una pensione per cani spesso e volentieri la convivenza e la fruizione degli spazi esterni va poi concordata per gruppi omogenei e organizzata. Ecco che la pensione in cui vorremmo lasciare il nostro cane, i gatti stanno sempre meglio a casa loro, e quindi basta trovare un familiare, un amico fidato che vada 1-2 volte al giorno, meglio, ma anche una, pulire la sabbiera, mettere l'acqua e mettere il cibo, mentre il cane, che a casa da solo non ci può stare, ecco che ci sono queste pensioni dove però purtroppo i posti sono limitati. E di conseguenza vuoi perché non è un pacco e quindi non puoi andare lì e mollarlo il giorno prima e dire vado, vuoi perché magari io ne conosco un paio dove da un anno all'altro ci si conferma le ferie del Natale, la prenotazione del Natale. Chi si trova particolarmente bene è disposto anche a fare un centinaio di chilometri per andare a portarlo, perché sta sereno che se lo mette lì il cane conosce già.
Ci sono tanti allevamenti che fanno questo servizio, per cui ti danno il cucciolo e ti dicono se poi vai in ferie me lo riporti, esatto, e quindi... E immagino che ci siano delle regole ben precise, no? Anche. Ci sono delle regole, ci sono delle patologie tipiche dei grandi gruppi sociali di cani, e quindi per esempio c'è la tosse dei canini, una tosse data da bordetella, che è un patogeno per il quale esiste un vaccino, per cui cani che o fanno intensa attività sociale, per cui penso a quelli che fanno agility, quelli che fanno, adesso c'è quella bellissima disciplina che è il main trailing. A Trieste abbiamo 2 o 3 realtà veramente interessanti, dove non nell'attività ma poi nella socialità legata a questi gruppi di persone che fanno questo sport con il cane, perché alla fine del fine è uno sport, e c'è la possibilità che il cane contragga questo tipo di patologia. Ecco che è indispensabile la somministrazione del vaccino, per cui va organizzata anche nei termini che un titolare di pensione seria ti chiederà nome, cognome, ti chiederà tutta una serie di cose, tra le quali anche la dimostrazione che sono state somministrate le profilassi per pulci e zecche, perché non ti manca altro che porti un cane pieno di pulci e zecche e poi ti impesti tutto. E sono state effettuate le profilassi regolari in modo da poter fare un gruppo di questi animali che vanno d'accordo e così far passare anche un po' meglio il tempo che non staranno con noi. Ma poi immagino anche che ci sia, non so, un tot numero di animali può stare in uno spazio più o meno grande. Ci sono poi delle norme, anche quelle strutture, tornando ai requisiti che parlavamo prima dell'azienda sanitaria, ogni struttura viene autorizzata dall'azienda sanitaria che verifica i metri quadri e tutto il resto, certo. Prima di incominciare la diretta con la dottoressa Rossi parlavamo di una cosa che ho visto su Instagram, dove c'è un ragazzo napoletano che praticamente gira il mondo facendo il volontario. Si è preso non so quanto tempo per fare un po' di esperienze, per vedere sabbatico. Anche sì, più di un anno sabbatico, per dire la verità, ma comunque no. E mi ha colpito molto il fatto che per credo un paio di mesi abbia lavorato in penso sia un rifugio, per dire un po' il concetto di una casa che in Thailandia si occupava dei cani ammalati. E io pensavo, perché poi noi siamo abituati anche a pensare per stereotipi, no? Chissà com'era sta casa che accoglieva cani malati in Thailandia, invece era un signor appartamento dove vivevano 3 o 4, non più, credo pochissimi anche erano i cani che ci vivevano, e lui appunto si occupava di portarli fuori, eccetera. C'era anche, adesso non so come si chiama, un cane che avendo solo 3 zampe aveva il carrellino, quelle cose là, eccetera. E tra l'altro, siccome in questa struttura non mi ricordo che cosa serviva a livello di aiuto, eccetera, sto ragazzo è riuscito anche a organizzare tramite Instagram una sorta di colletta ed hanno acquistato la cosa di cui avevano bisogno. Insomma, una cosa anche molto bella da raccontare, insomma, e però lei mi diceva che ci sono anche appunto i volontari che si occupano di animali, insomma. Assolutamente sì, per cui parlavamo di buoni propositi per il 2024, no? Cioè, ancora in tempo, siamo prima della Befana. Buoni propositi: se siamo titolari di un cane troviamo in anticipo dove lasciarlo, se andremo in vacanza. Un'altra realtà, un'altra caratteristica della nostra realtà, diremo, il Friuli Venezia Giulia, gli abbandoni non esistono praticamente. Questo è buono. Una volta c'erano quelle strazianti pubblicità, non mi lasciare in autostrada, legato di qui, legato, ecco, grazie al cielo non succede mai. Gli animali rinvenuti vaganti sono animali che sono perduti perché magari sono scappati, però non esiste più quella cosa terribile del vado in vacanza e mollo il cane in autogrill. E faccio volontariato, certo, faccio volontariato, è una cosa bellissima nella misura in cui ci sono tanti animali che nonostante hanno bisogno di aiuto, e si distinguono cani e gatti, di nuovo ci sono delle realtà, no? E a Trieste abbiamo quel gattile fantastico che ha però poi una succursale che è l'Oasi Felina.
Ah sì, dalle parti di via Costalunga, esatto. sì, come no. E i gatti poco si fanno maneggiare, nel senso che non è che vado in gattile e mi metterò a accarezzarli e così, ma c'è sempre bisogno di chi ha voglia di pulire, perché i gatti chiaramente messi in condizione di cattività, quelli in gattile, in via Costalunga sono un po' più liberi, comunque hanno bisogno di sabbiera, hanno bisogno di ciotole pulite, anche proprio perché bisogna garantire un'igiene particolare quando c'è questo numero così alto di soggetti. E nei canili invece una delle attività più nobili che si possono fare e che secondo me non è tanto conosciuta, non tutti i canili lo fanno fare, però sempre di più per fortuna, è quello di andare a passeggiare gli animali o stare con gli animali, perché ci sono dei soggetti che purtroppo vivono una vita in canile per X motivi, perché non vengono scelti, perché qualche volta perché sono fobici, ma d'altronde non i volontari, ma i titolari del canile, i dipendenti di un canile hanno talmente tanto da fare che certo gli fanno pena e certo dedicano più tempo possibile a tutti i soggetti, ma non hanno l'ora per sedersi sull'erba e aspettare che un giorno dopo giorno dopo giorno questo cagnolino venga più vicino e così. Ho capito. E a Trieste di realtà non ce n'è tante dove sia possibile, però ecco, su All'Astad sicuramente si può chiedere di andare a far giocare i cani, a farli socializzare. Ma tra l'altro, quelle, ci abbiamo verso la conclusione, quelle, non so, molto spesso, è una roba che, devo dire la verità, io vedo più nei film che non a Trieste, forse perché magari a Trieste non faccio molto caso, però per esempio ci sono quelle persone che portano in giro 4-5 cani. Quelli sono i dog sitter newyorkesi, no? Che sono quei guinzagli a ombrello con 20. Ma vuol dire, qua da noi ci sono anche? O... Allora, ce n'è un paio, perlomeno che io abbia visto, ho visto qualche volta, mi sono sempre chiesta se io vado in giro andavo con 4, adesso con 3 bassotti e già non mi sembravano pochi. Ci sono un paio di persone che ho visto per città con almeno 8 cani al guinzaglio, per cui o sono delle persone che non vengono da me, per cui non ho cognizione di proprietari che hanno 8 cani. Ora, se hai il tempo e la possibilità di tenerli, grande stima, però 8 sono tantini, oppure evidentemente sono dei sitter, però questi cani erano bravissimi, andavano tranquilli, sereni ed erano abituati. Ma tipo esiste anche per quanto concerne i dog sitter una sorta di, non voglio dire albo, dovrebbe esistere, ma non c'è. Nel senso che il dog sitter non è un addestratore, mentre per gli addestratori cinofili che possono e non devono, ma possono essere anche titolari di pensione, per esempio, oppure no, poi le cose possono mettersi insieme. E per i pet dog sitter non ci sono. Meglio non affidarsi al primo che passa. Spesso e volentieri sono studenti universitari che magari li arrotondano un po' facendo un'ora di passeggiata e per passaparola, no? La proprietaria dell'uno ti dice dell'altro, ed è una cosa che assolutamente alla quale sono favorevole, nella misura in cui non tutti hanno il tempo di fare una bella sgambata, una bella passeggiata e riescono a fargli fare la passeggiata 2-3 volte al giorno intorno all'isolato. Non vuol dire non voler bene al proprio cane, vuol dire che non questione... No, ma è bello da vedere, insomma. Io ripeto, io a Trieste non sto molto attento, per dire la verità, perché sono sempre un po' distratto. C'è anche un asilo, non facciamo pubblicità, ma c'è un asilo per cani dove non li portano fuori, ma hanno un terreno e quindi si possono portare lì e loro socializzano, e quindi come vai a portarlo la mattina vai a riprenderlo il pomeriggio. Adesso c'è questo, tanti anni fa ce n'era un altro e funzionavano. Funzionano entrambi. Adesso in realtà ho detto uno, in realtà anche una delle pensioni più storiche e conosciute così ha lo stesso servizio, ma bisogna andare su Finincarso a portarli e riprenderli. Quest'altro in cui penso io è in città ed è una bella realtà, si trova sui social, si vedono le foto, organizzano le feste di compleanno dei cani, per cui... Ultimissima domanda, sa che a me piace fare sempre questa è la mia curiosità, ci sono il borsino, diciamo così, delle razze canine più gettonate,
è cambiato in questi ultimi mesi o siamo sempre... No, per fortuna abbiamo avuto meno sequestri questo Natale, che vuol dire che si spera che meno cani siano stati regalati e acquistati da scriteriati così al casello o per strada. E si continuano a vedere tanti brachicefali. I brachicefali sono quelli col musetto schiacciato che fanno tanto rumore quando parlano, quando respirano. Per cui bulldog francesi, meno i carlini che le piacciono, però bulldog francese è un cagnolino e che è simpatico effettivamente, di taglia medio-piccola, per cui io capisco che c'è un grosso interesse. Lo Spitz, che è il volpino, per cui può essere o Spitz bianco o fulvo, è anche un cane che sta abbastanza riscuotendo. Quelli non piacciono tanto invece. Quelli hanno anche un sacco di manutenzione a livello di mantello, sì, nel senso che li devi poi pettinare, mentre un bulldog francese, al di là del pulirlo normalmente, il pelo raso ha questa enorme comodità, insomma basta un panno ed è pulito. Stavo per fare una gaffe sui francesi, ma è un altro discorso. Grazie alla dottoressa Fulvia Da Rossi per essere stata con noi, buon lavoro, ogni tanto ci vediamo. Ci vediamo. Andiamo in pubblicità, poi cambiamo ospiti. Come si chiama il lettore, the reader? Siamo già in diretta come se... Buonasera. Prendo sempre in castagna Ariella Ciuc, che è una nostra ospite, insomma è un'amica ormai, sì. Quindi, però ogni volta finiamo per parlare d'altro durante la pubblicità e veniamo colti di sorpresa. Allora, Ariella Ciuc, presidente dell'Associazione Lunga Vita Attiva, come sempre da qualche mese a questa parte porta con sé altri componenti dell'associazione e questa sera siamo in compagnia di Roberto San Germano, che ringrazio per essere con noi. Grazie. Da quanto tempo conosce l'associazione? Ormai da 5 anni, sono stato una combinazione, per una serie di combinazioni, anzi, che mi hanno portato a conoscere l'associazione, con molti dubbi naturalmente, perché mi viene sempre un po' dubbioso di fronte a queste cose qua, quando uno ti parla di lunga vita, impara a nuotare. A me, dico che sono nato in acqua, insomma, che ho fatto di tutto, che ho 2 brevetti di sub, che ho questo o quell'altro, che vado a vela, che mi viene insegnato, giuro, è cambiato il mondo. Ma questo lo dicono tutti quelli che... Assolutamente, guarda, è come uno quando va a sciare, se non hai un maestro che ti insegna quelle tecniche di base, e il tennis è la stessa cosa, se uno non ti dice che ti devi mettere in quella posizione eccetera, allora puoi stare lì a tirare sul muro finché vuoi, ma non sarai mai un tennista, insomma. Il punto è questo. In effetti devo dire però, diciamo, a favore di questo che è, diciamo, quella che è la nostra piscina, la nostra Bianchi, che gli istruttori che ci sono all'interno sono fantastici. Sono fantastici sotto 2 punti di vista in particolare, sotto la professionalità e sotto soprattutto la parte l'umanità. Hanno una capacità di comprensione verso questi non più ragazzi, anzi non più giovani, cioè, che è eccezionale. Per cui insomma devo dire che grazie ad Arella, grazie a questo, e poi nel tempo anziché stufarmi, di solito io sono uno che per noi è abbastanza facile, quando ho imparato tutto va bene. Sì, ho capito. E invece no, poi c'è sempre una carica, c'è sempre un nuovo modo di fare le cose, c'è sempre da andare qualcosa di più avanti, e oggi devo dire sono soddisfatto di quello che ho fatto e sono riuscito anche a coinvolgere mia moglie, tra l'altro che era restia assolutamente, e oggi lei è la più fan di me. Sì, più fan di me, in assoluto. Proprio. Ma in orario diverso? Sì, assolutamente. Sì, non possiamo solo pazienza. Poi lei ha detto non ti voglio con me. Quindi anche nelle squadre che si formano sì, per tutte le radio non siete in squadra assieme? Assolutamente no, staffette diverse. Lui è un bravissimo ranista, naturale. È un bravissimo ranista. Ranista. Che poi naturale. Ma non è uno stile che sta scomparendo dalle competizioni? Mi pare di aver letto qualche cosa. No, per ora c'è, però non escludo che possa scomparire. Avevo letto qualche cosa in tal senso. La rana? Dobbiamo chiedere a Franco. Sì, chiedi a Franco. casa. Avevo sentito qualcosa, sai che ogni tanto... Io non ho mai sentito. Ogni tanto saltano fuori cose. Certo è che per alcune persone la rana non la fanno, perché come tu
invecchi, hai problemi alle articolazioni, la rana non è lo stile più adatto, per cui non tutti fanno Io la pensavo rana. che fosse quello più, No, virgolette, No, assolutamente. easy, nel senso proprio... È il più complicato. Sì. Più complicato perché può portare scompenso a chi ce l'ha già, tra l'altro è da evitare scompenso per esempio alle vertebre lombari in particolare e alla cervicale, perché c'è tutto un movimento da fare, la rana quella vera naturalmente, Sì, che non è quella che si allarga, ma è quella che penetra, che va avanti, ecco, per cui quella lì può portare scompensi di questo tipo. Qual è in ogni caso lo stile più... Non ho mai chiesto quello più... proprio quello più facile, insomma, è sempre stile libero? Lo stile libero. Ah, sempre quello stile libero. Là non si esce, insomma, dalla... La rana è più tecnica, il dorso è tecnico. È uno stile tecnico, lo stile libero tutto sommato. Sì. E anche quello che viene più naturale, desumo, poi anche, o non necessariamente? Non è assolutamente naturale, perché io che pensavo di saper nuotare, qui poi Ariella spiegherà la faccenda delle 1000 bracciate, come si compongono e come ci si arriva, e come per fare un piccolo esempio, se oggi Ariella potrà parlare di 25 bracciate per fare una vasca, per ipotesi, io quando sono arrivato ne facevo 30, no? Però non è che adesso lo faccio con lo stesso tempo, ma con più... ma con l'allungamento e con la tecnica, Sì, perché la tecnica non è, cioè veramente ti confondono queste cose qua, a parte che abbiamo degli istruttori che hanno una frusta lunghissima, ogni tanto c'è una che arriva fino alle mie spalle, no? Roberto, non farmi il granchio, no scusa. No. Ma chi sono gli istruttori? Fantastici. Dunque, noi sono tutti istruttori della FIM Plus Trieste, della Federazione Italiana Nuoto. Volevi chiedere i nomi? Ci sono Valentina Fuoco, perché quando mi chiedi i nomi io vado in Laura Sterni, Enrico. la Sonia Pugnetti, la Paola Brunetti e la Enrico, perdonami, in questo momento Enrico. Non Alessandra Gianolla. No, Alessandra Gianolla è una funzionaria, una dirigente. Perché la conosco, abbiamo fatto il Dante... Sì, non è un'istruttrice. Lei ha fatto l'istruttrice e l'allenatrice. Ah, ecco, perché sapevo insomma, è funzionario, dirigente della... Se la vedi, salutala. Sì, avevamo la stessa sezione. Lei ha un anno più di me. Eccola. No, lo dico per pura... Tanto non si sa quanti anni hai tu e quindi... No, quest'anno poi non terrò a farlo sapere. Ecco, sapevi che se casomai si iscrive all'associazione, lì si dichiarano gli anni. Ma sì, quando lui quando smette di lavorare viene, no, ce lo promette no, devo smettere. Ora, non so come dire... Potrei dire che la smania di venirvi a trovare è tale che mi farebbe, però insomma credo che ho qualche anno ancora da... Però ce lo prometti? Sì, no. Che poi tu sarai dei nostri. Allora, cos'è sta storia? Perché Ariella, una ne fa e 100 ne pensa. Io delle volte quando mi siedo qua dico, oddio, cos'è sta storia la sfida oggi? Delle 1000 bracciate? Sì, proprio perché è importantissimo innovare, continuare a proporre delle cose, anche per motivare le persone. Infatti poi parliamo anche di questo. Ci sono persone che nuotano 5-6 anni. Allora quest'anno abbiamo sviluppato una app, grazie al nostro collaboratore che è Federico Vitiello, che ringraziamo, è stato molto bravo. Abbiamo sviluppato questa web app, in realtà la app in quanto tale costa un sacco di soldi, è complicato, che dunque va a misurare il numero di bracciate che tu fai. E l'obiettivo è quello di... nell'app che adesso magari, ecco, guarda che ce la mostrano. Ecco questa è la web app. Tu entri in piscina e ti iscrivi. Per prima cosa compili un questionario, conosci te stesso, che ha un po' l'obiettivo di dimostrarti la percezione che tu hai del tuo benessere fisico. Ecco, questo è il questionario di ingresso. È una cosa personale che è tua. Poi ogni volta che tu vai a nuotare registri il numero delle bracciate fatte. Ma chi te lo dice? Ecco, allora come mai le 1000 bracciate? In qualche modo noi abbiamo calcolato che i vantaggi che derivano da 1000 bracciate sono quelli stessi che
si hanno facendo 1000 passi, 10.000 passi al giorno. È così un conto grossolano. Sì. Quindi 1000 bracciate sono circa 40 vasche di una piscina di 25 metri, Ok. 1 chilometro. Quindi 1000 bracciate al giorno, voglio dire 40 vasche al giorno di 25, e ti danno gli stessi Ho vantaggi capito. per un buon invecchiamento. Allora, come fai queste 1000 bracciate? Naturalmente o hai l'orologio che ti segna le bracciate che fai, oppure di solito noi facciamo alcune sessioni di prova per calcolare quante bracciate si fanno in una vasca. Ho capito. E poi fai un po' una media. Naturalmente in questo caso potresti anche non dire la verità, metterne di più o di meno, ma non ha senso, perché è una sfida con te stesso, c'è una misurazione di quello che tu fai e dei miglioramenti che tu puoi ottenere. Quindi diciamo che un nuotatore non addestrato fa circa, abbiamo calcolato, 25-30 bracciate. Per esempio Franco Del Campo ne fa 14-15, perché più ti allunghi, più efficace la bracciata, più è arruffata la bracciata e meno, in fondo, e meno, qui non siamo in una gara, no? In un contesto non competitivo. E quindi abbiamo un po' valutato che un nuotatore medio non allenatissimo come noi, diciamo una media di 25-30 bracciate, e ogni volta conti il numero di vasche e le inserisci nella tua web app. Poi ogni giorno, questo è il grafico che ti dà, ogni giorno c'è il calendario delle tue bracciate e il grafico di come stai andando. Stai andando bene, 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 qua hai avuto una caduta, ed è in qualche modo ti stimola a continuare nel tuo percorso e a migliorare. Poi una cosa interessante anche è che le bracciate sono bracciate LVA, lunga vita attiva. Come mai questo? Perché in fondo c'è questa contraddizione per cui più bracciate fai, meno bravo sei in realtà. Un principiante tende a fare tante bracciate per arrivare, mentre più un nuotatore competente più nuota a lungo e meno è più efficace. Quindi Federico VTL ha individuato questo indicatore, un algoritmo che tiene conto sia dei metri fatti, sia della frequenza delle bracciate. È un coefficiente, per cui non sono però è l'app che la calcola. Non sono bracciate vere il risultato, ma è il risultato di questo coefficiente che tiene conto della distanza e delle bracciate. E quindi tu hai questo, inserisci ogni giorno le tue bracciate, poi c'è una chat per la community, per cui uno si mette d'accordo, così sei in contatto anche con gli altri. E prima che c'era quella striscia gialla, questa striscia ti dà la misura del tuo obiettivo. Oggi hai raggiunto il 100% del tuo risultato. Volevi farne 1000, oggi te l'hai fatto. Oggi ne hai fatti solo il 50% del tuo. In qualche modo hai un continuo, così anche una feedback visivo di quello che stai facendo. Molto. È curiosa. È curioso anche perché poi se la pratichi ti rendi conto di quanto sia reale questa cosa qua. Sì, perché detta ha un senso poi... È complicata detta, è complicata. Invece magari poi neanche uno si accorge, voglio dire. È abbastanza semplice, una volta che ti iscrivi, ogni volta introduci il numero delle bracciate e Ma poi... c'è un contabracciate anche su un orologio? Ci sono, e naturalmente alla fine dell'anno, adesso parte la sfida delle 1000 bracciate adesso e si concluderà a giugno col nostro tradizionale evento H2O Invecchiare con stile, e lì verranno nominati i vincitori delle varie categorie. Non sono categorie, i vincitori di lunga vita attiva, delle 1000 bracciate, chi ha nuotato di più, perché
parti inizialmente rivolto ai nostri corsi, ovviamente. Però poi potranno tutti iscriversi, chiunque può iscriversi, è una app gratuita e quindi chiunque www.millebracciate.it si entra e quindi tutti possono partecipare. Io che sono di una pigrizia, come dire, ormai leggendaria, io quando la sento parlare mi verrebbe voglia poi dopo la mia indolenza mi frena, anche perché insomma non è che riesco, però è divertente nel senso etimologico del termine. Ma no? guarda Anche che siamo molto innovativi, sai, veramente una ne facciamo. Questo mi anche preoccupa. Siamo molto innovativi perché anche questa web app, insomma, è un po' fatta, è fatta, noi siamo una piccola associazione, abbiamo lavorato con Federico Vitiello, insomma, non abbiamo una organizzazione, eppure però, insomma... Ma ecco, ma per esempio, immagino che nel suo caso questo sia anche importante, no? Cioè trovare un gruppo, un'associazione che, adesso la dico così, che non sta mai ferma. Mi pare di aver capito che è questo che la... Sì, questa è una delle componenti di questa associazione di cui diciamo c'è stata una botta di fortuna per Adil, perché ha trovato da sfruttare lo dico con educazione, sì, naturalmente. Trovare i vari personaggi che avevano delle qualità, perché c'è uno che è molto bravo con l'informatica, c'è un altro che è molto bravo, cioè ognuno aveva... E li ha messi assieme, è riuscita a metterli assieme, un po' con la forza anche, diciamo, va bene, però ha funzionato, sì, c'è un certo timore quando arriva, cosa avrai in mente oggi? Sì, difatti immagino che oggi ho in mente qualcosa, oddio. E se poi ti si avvicina col sorriso, devo dirti una cosa, scappa, nuota forte, scappa via. Altro che il nuoto tranquillo, là, come nuoto si chiama? lento, Il nuoto quello lento, che va in acqua. Sì, e quindi allora citiamo, dopo diciamo ancora una cosa sulla web app, perché ha ancora un settore, hanno collaborato moltissimo su questa web app, oltre all'informatico Federico Vitiello. Ma guarda che è una roba, quando io devo dire i nomi e cognomi, ricordati i nomi di battesimo e basta, così si è più sicuro. La Teresa e Sergio, che ringrazio ovviamente. Allora, l'una sui contenuti e Sergio invece è un esperto, ma uno che nella vita ha fatto tutto altro, ma che ha la passione per l'informatica e che quindi è bravo, risolve, per cui adesso chi ha problemi a entrare nella app manda una mail, help, e interviene Sergio, che risolve tutto quello che c'è se da uno risolvere. ha qualcosa da dare, lei sa prenderlo, devo dire, è molto brava in questa cosa. Che neanche tu vuoi andare là per stare tranquillo, no, però insomma c'è sempre... insomma, ci sono anche quelli tranquilli, naturalmente, anche perché siamo cresciuti in maniera esponenziale. Infatti, diciamo, il mio timore era quello che crescessimo troppo, perché diciamo che all'inizio, quando eravamo una cinquantina, ci conoscevamo tutti per nome, in tutte le cose, poi si è creato anche un gruppo di amici, si crea quel dialogo. Adesso siamo passati a 130, no? Sì, siamo a 130. E andando avanti così, con questa esposizione mediatica, va bene, rischiamo di andare... dovremmo costruire le piscine, dopo dovremmo andare a costruire. L'obiettivo è 150 quest'anno, però dopo abbiamo il problema di spazio-acqua, no? Infatti, sì, perché poi... E di istruttori. Beh, ma insomma, per certi aspetti è bene avere anche questi problemi, perché significa che c'è anche un... Sì, perché la gente ha voglia, è contenta, guarda... Trieste offre un parco di persone, diciamo, che sia per cultura, sia per età, va bene? È per cultura sportiva, no? Una città questo sappiamo che è orientata all'attività. Però come, vedi, nel caso tuo funziona... Nel caso di Lunga Abitativa funziona alla grande quella battuta del film dell'Uomo Ragno, no? Che, parafrasandola, da grandi successi derivano anche grandi responsabilità, perché poi c'è anche l'idea di gestire queste cose. Quando è nata l'associazione? Perché la prossima volta, noi, nel prossimo incontro che faremo, avremo un nuovo cosa da presentarti. Ecco, te pareva? Lei lo sa di che cosa si tratta? No, assolutamente no. Assolutamente. Dai, possiamo accennare solo. Il coro. Il? Coro!
Ecco, questo io non lo posso sapere, non voglio saperlo, perché sono fortemente stonato, possiamo parlare. Non vuol dire niente. La prossima volta faccio il la tira dentro comunque. E lì abbiamo un altro coordinatore che è Vittorino e che conoscerai, è coro. Il prossimo è il coro. Ok, no, quando è nata l'associazione? Sì, nel 2014, per cui ho realizzato che sono 10 anni. Caspita. Dobbiamo fare un Prossimo evento anno. con il botto Quest'anno. È l'anno degli sì. anniversari tondi. Ora io non voglio dire quello che mi riguarda, ma insomma è un anno importante, insomma, per cui. Ma per esempio, poi vabbè, al di là degli scherzi, eccetera, com'è cambiata? 10 anni sono importanti, Sì. poi 10 anni a ritroso a partire da adesso sono diversi da 10 anni a ritroso a partire da 10 anni fa, quindi è un periodo. Com'è cambiata la cosa? È nata in un certo modo e poi nel corso degli anni si è andata modificando, oppure fondamentalmente lo scopo per cui l'associazione è nata, quello comunque rimane? Beh, diciamo che la via maestra è stata questa, sì, la promozione di un invecchiamento attivo attraverso l'attività fisica, in particolare il nuoto, e l'assunzione di stili di vita che siano sani ed attivi. Questo è la colonna portante. Forse all'inizio, grazie anche dei piccoli contributi che avevamo ricevuto dalla SUGI, era un po', avevamo una collaborazione con associazioni che forse di supporto non alla grave, ma una leggera fragilità che può essere cardiopatica, che può essere di altro tipo. Forse questo ci ha dato un grandissimo aiuto all'inizio. Adesso direi che le persone vengono per star bene, stanno bene Sì. E vengono per fare anche per curiosità, Lei come ha conosciuto? Passaparola. Per me c'è stata una combinazione. Mi avete fatto un sacco di cose e naturalmente le ho fatte anche con una certa fregola, per cui mi sono fatto male spesso, no? Quindi mi sono rotto la gamba sciando, mi sono fatto altre cose, giocando, ho fatto un sacco di cose così, no? Per cui ero proprio reduce da un incidente, per cui andavo in piscina terapeutica all'epoca, c'era ancora, no? Vabbè, e facevo la riabilitazione. Lo sento anch'io per la prima volta, non sapevo. Su queste cose qua è importantissimo, anzi su questa cosa qua va detto proprio per inciso. Bravi chi va dall'osteopata e tutto quanto, però l'osteopata non può fare il miracolo che devi fare te, va bene, curandoti, facendo le cose. No? E così senti, a te che piace nuotare, perché rimaniamo sempre nel campo dell'acqua, perché io provengo da là, insomma, tutto quello che ho fatto finora era soprattutto in acqua. Sì, mi sono diviso anche con la montagna, Matilda sa che faccio anche altre cose, insomma. È molto tipico dei triestini questo, no? Anche sì. amare sia il mare che la montagna. Assolutamente, ti danno le stesse sensazioni di tranquillità e pace, non c'è nessun posto come l'altura, come il mare, in questo senso qua. Poi insomma io in acqua ci ho messo l'anima. Ho salvato anche l'Ursus, sono tra i padri putativi del salvataggio dell'Ursus nel 2012? No, il 2012 è stato il momento drammatico in cui il cuore ma ho capito stava per andare in fonderia. Beh, mio nonno era nell'ufficio tecnico del cantiere che ha progettato l'Ursus. Fantastico, peccato non averlo conosciuto in quel momento. Abbiamo raccolto sull'Ursus tutto qua, non voglio uscire da... Anche perché io voglio finire a raccontarvi una cosa della web app, non so come siamo coi minuti. Abbiamo ancora 3 minuti. Tutto suo, tutti suoi. Comunque insomma, diciamo così, per chiudere, quando faceva riabilitazione alla terapeutica, qualcuno le ha detto... Guarda, a te piace nuotare, fare queste cose qua, guarda che stanno facendo, c'è Lunga Vita che sta facendo questa cosa. Sono andato a vedere, mi sono iscritto, sono arrivato in piscina, ho visto tutti questi anziani, non rendendomi conto perché io ho un concetto verso di me completamente diverso, va bene? Un problema che ho anch'io. Poi ci hanno fatto scendere in acqua e già c'è stato l'istruttore che ha detto tu va là, e ha già diviso alcuni gruppi, no? Lui si è preso un gruppo
gruppo dove sono Enrico? membro anch'io, Enrico, sì, sì, infatti, tutto. e da lì è partita la cosa e poi è andata avanti e poi ho scoperto questa cosa che si può notare facendo molta più acqua che non nel modo in cui facevo io. La differenza, per fare un piccolo esempio, è come vedere un nuotatore, uno che fa lo stile che si butta in acqua, è un giocatore di pallanuoto. Guarda, ecco, questa è la differenza estetica. Sì, ho capito. No, volevo dire che oltre al discorso delle 1000 bracciate, nella web app ci sono anche 3 pillole. Una pillola verde rivolta al corpo, una pillola azzurra alla mente e una pillola rosa al cuore. Perché per invecchiare bene devi tener conto anche di questi 3 aspetti. E quindi tu entri, queste sono delle schede, dei suggerimenti in 3 campi diversi, quelli rivolti alla mente, quindi proposte culturali, proposte di allenamento della mente, percorsi di scoperta del territorio per mantenere curiosa la tua curiosità nei confronti del mondo. Se clicchi la pillola verde troverai una serie di proposte relative all'attività fisica, cose che si possono fare, passeggiate, delle biciclettate e cose relative anche consigli di una sana alimentazione. E infine la pillola rosa si rivolgono a coltivare le tue emozioni, a saper in qualche modo conservare la capacità di apprezzare le piccole felicità che sono quelle che ci aiutano a star bene. La pillola rosa sarà quella da cui mi terrò lontano. Tu parti dalla rosa? No, io la rosa non la voglio neanche. Dai, l'emozione. No, io sono arido, Sei arido. Una persona arida, me lo dicono tutti. Dai, sei arido, ecco. no, anafilattico, come si dice? No, ma tu che ami la passione del teatro, del cinema, dai, che emozioni. Sì, ma sono arido comunque. Sì? Ma ti è piaciuto l'ultimo film della Cortellesi? Una meraviglia, è uno dei più bei film che abbia mai visto. Ti ha riempito il cuore, è uno dei più bei film di emozione. che abbia mai visto. Sì. Ne parleremo anche stasera probabilmente con Giampaolo Sarti dopo il TG. Sì. Siamo andati già oltre. Grazie a Roberto San Germano e a Daniela Ciuc per essere stati con noi. Con te ci vediamo col coro. Prossimo coro. A questo punto. Mi preparerò anch'io stavolta. Grazie davvero. Noi torniamo domani alle ore 18 e grazie ancora e buon proseguimento di serata.